Siamo qui come associazione per sostenere questa 3 giorni di calcio organizzata dall'associazione Ponte di Ferro a Porto Empedocle per l'importanza che riveste lo sport per la salute dei giovani e per il futuro della ricerca. I corretti stili di vita delle nuove generazioni sono al centro di quella che è la politica e l'attenzione dell'associazione e per loro lo sport è un mezzo di salute, è un mezzo che avvicina i ragazzi anche alla prevenzione e di conseguenza quindi siamo stati veramente contenti di essere qui presenti come delegazione provinciale. Bene, oggi noi affianchiamo, siamo presenti a questa bellissima manifestazione di sport in cui i protagonisti sono i giovani e i giovanissimi, sono ragazzini c'è una categoria di ragazzini di 7-8 anni e poi un'altra, i cosiddetti esordienti, che sono 12-13 anni. È una bella manifestazione di gioventù e di sport. Lo sport è una pratica straordinariamente formativa, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista del comportamento. E non a caso uno degli slogan che abbiamo con l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, uno degli slogan che abbiamo adottato è "Fai squadra" e poi anche "Un gol per la ricerca". Naturalmente noi promuoviamo in tutte le nostre attività abituare, orientare verso corretti stili di vita e l'attività fisica è certamente una delle manifestazioni più importanti. E allora questo bellissimo torneo che si fa a Porto Empedocle, in questo luogo che una volta era completamente abbandonato e invece adesso è un centro propulsore di attività e di buona pratica sportiva, che è certamente uno stile di vita corretto e da mantenere. Grazie al Consiglio e all'abnegazione della famiglia Policardi ho organizzato questo torneo che è partito il 7 di dicembre, unitamente all'ARCI, questa ricerca sul cancro, che secondo me è fondamentale inculcarla già dai primi passi ai bambini, perché come tutti ben sappiamo è il male del secolo, quindi insieme a una sana alimentazione e a una sana attività motoria cerchiamo di sconfiggere questo male del secolo. E grazie a tutte le società che hanno partecipato della Sicilia abbiamo raccolto dei fondi che noi doneremo con orgoglio all'ARC e spero che sia la prima di una lunga serie di manifestazioni che noi possiamo essere a fianco dell'ARC e della ricerca in generale.